16 luglio 2010 e dal Production Isole Sparse, Renato De Paoli. Siamo in via a attraversare lo stretto dell'isola di Chia e di Chinos. Abbiamo la Saledrio avanti le Cicladi, anzi fa parte delle Cicladi, e siamo diretti verso Cerigo, Citera, Chichera e Capo Matapan e prima che Capo Mareas, a sud dell'Argolicus Sinus, della Malvasia, de Neapolis, della penisola laconica, de Sparta. Passeremo dopo in mezzo a Cerigo e Cerigoto, dove c'è isole venete. Allora, in memoria di quello, racconteremo cosa è successo il 4 di luglio. I francesi sbarcarono nell'isola console di Ghi e acciappò l'amministrazione tenendo e creando il municipio centrale, nominando i membri tra i 6 distinti scienziati. Il trattato di Campoformio, ottobre 17 del 1797, ha consegnato o s'ha tolto le isole Ionie ai francesi, Napoleone più che i francesi. Questo le sta città da Zante, e lì purtroppo sta a brusare il libro d'oro e i stemmi gentilizi, e sta a brusare i titoli nobiliari. Nel dicembre 1797 a Zante, Cerigo e Cerigoto gli ha dato vita alla prefettura del Mare Egeo, creando in assoluto un sistema amministrativo di autogoverno delle isole sparse. Il consiglio della prefettura era formato da 5 membri e uno che aveva il compito governativo. La decisione del consiglio si decretava l'approvazione del commissario. Dopo l'entusiasmo iniziale e cominciava a venire avanti la dominazione russa del 1798-1799 e la Repubblica Settinsulare 1800-1807. La Russia, l'impero ottomano, si unì con la forza contro l'espansione francese che andava contro i suoi interessi. La flotta russa ottomana, ai ordini di Usakov, la occupò Zante nell'ottobre 1798, dove si crea un clima amichevole nei confronti dei russi, specialmente quelli che erano stufi dei francesi. I russi ottomani a creare nello Ionio uno Stato unitario. Qua il Senato, che aveva un ruolo governativo, era condotto da 14 rappresentanti eletti dalle isole. Il governo centrale era presieduto da Angelo Orio, che aveva fatto la Costituzione nel maggio 1799. A Zante si insediò il Consiglio Generale, formato da nobili e civili sottoposti a restrizioni e nuovamente iscritti da nuovo il libro d'oro. Questi ha eletto l'amministrazione locale e invia 3 rappresentanti al Senato. Il 21 marzo 1800 viene firmato dalla Russia e l'Imperio Ottomano il Trattato di Costantinopoli, che l'ha messo fino al governo temporaneo dell'Itaneso e ha stabilito la Repubblica delle 7 Isole Unite o Repubblica Settinsulare. La Russia assicurava l'autonomia e l'integrità per il nuovo Stato che si forma presso la sublime Porta Ottomana. 75.000 grossi veniva consegnato ogni 3 anni come riconoscimento dei diritti di sovranità russi ottomani nelle isole Ionie. La Costituzione bizantina del 1800 ristabilì lo Stato aristocratico. Gli elettori di Zacinto e a formare il Consiglio Generale. L'isola eleggeva i sindaci di responsabilità amministrativa. Ognuno di essi ciappava 4 mesi l'autorità esecutiva sotto il titolo di Pritano. Il Consiglio Maggiore eleggeva pure il Consiglio Minore, l'autorità giudiziaria e finanziaria dell'isola e 3 ministri del governo e il Senato, che era suprema autorità esecutiva della Repubblica. Il fatto che la Costituzione bizantina tiresse via il popolo e i suoi diritti la provocò delle reazioni a Zacinto, Zante, l'isola de Foscolo,
Marchesale Randavia, da un pezzo. Antonio Martinego, privato della sua nobiltà con l'accusa del figlio illegittimo, la dichiarava la separazione da Zante della Repubblica Settensolare, avendo paura di perdere il suo potere, attira su la bandiera britannica con l'aiuto di alcuni nobili e dei contadini. Sto fatto la imbarazzava l'inviato del Senato, il conte de Silla. Il riconoscimento della situazione esistente non le sta riconosciuta dal console britannico a Costantinopoli, Lord Elgin. Elgin non ha riconosciuto come tale il movimento separatista de Zante e l'ha incaricato il console britannico a Corfù Foresti di sistemare la situazione. A settembre del 1801 veniva alzata a nuovo, dopo 7 mesi, la bandiera della Repubblica Settensolare. La Costituzione del 1803 l'annullò e l'eredità dei titoli ai nobiliari. La seconda dominazione francese la dura dal 1807 al 1809, stiamo parlando dell'isola del Giacinto Zante. Col trattato di Tilsit nel 1807 la Russia abbandona l'occupazione della Repubblica Settensolare, che le passò all'imperatore di Francia, che era Napoleone I. Berthier le sta nominato amministratore delle isole e la abolì la Costituzione del 1803. Cosita l'Epizzenaeso le diventa ancora parte dell'impero francese. La volontà dell'isola dell'Inghilterra di isolare l'Inghilterra la portò all'interruzione delle esportazioni, ma nel 1809-1815 avviene l'occupazione inglese e diventa Zante un protettorato britannico. Nelle altre isole esisteva un ristretto parlamento locale. Gli Stati Uniti delle Isole Ionie 1815-1864, nel novembre del 1815, in seguito al Trattato di Parigi, ha riconosciuto l'autonomia dello Stato ionico col nome di Stati Federati delle Isole Ionie. Lo Stato era protetto dagli inglesi. Lo Stato ionico avrebbe avuto la sua Costituzione, la sua bandiera e le sue truppe. La regina d'Inghilterra le invitò Thomas Maitland come primo alto commissario incaricato di occuparsi dell'amministrazione generale dello Stato. La Costituzione del 1817 prevedeva creare un Parlamento e un Senato, ma in realtà tutte le autorità rispondevano all'alto commissario, che aveva diritto di veto su tutto. La politica inglese allontanò gli amministratori dal popolo. L'influenza della rivoluzione del settembre 1843, dei movimenti rivoluzionari d'Europa 1848, l'ha fatto da apripista all'unione con la Grecia, che veniva il 21 maggio 1864.